Buongiorno, buona Pasqua e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli che apriamo con la cronaca. Terribile incidente nel tardo pomeriggio di ieri dove ha perso la vita un 29enne di Castions di Strada. Stefano Strizzolo ha perso il controllo della sua moto ad Audins di Vito d'Asio. All'altezza di una curva il giovane è stato sbalzato dalla due ruote volando oltre il guardrail nella scarpata. I primi a dare l'allarme gli amici che lo seguivano. Nell'urto il ragazzo ha subito un violento trauma, le sue condizioni sono apparse subito gravi, è stato trasportato all'ospedale di Udine dove si è spento poco dopo. Sul posto, oltre al personale sanitario, vigili del fuoco e carabinieri che dovranno ora ricostruire la dinamica della tragedia. Il dolore per la perdita di Stefano Strizzolo è fortissimo, a dirlo il sindaco di Castions di Strada, Ivan Petrucco, a Telefriuli, che vuole ricordarlo come un ragazzo solare, pieno di vita, molto educato e sempre con il sorriso. Il primo cittadino è senza parole, sia perché questa è l'ennesima tragedia che colpisce la sua comunità, sia perché conosce bene la famiglia di Stefano, molto conosciuta e stimata in paese. Un nuovo lutto rinnova il dolore della comunità che ora è di nuovo sotto shock. Stefano è il terzo giovane del paese mancato quest'anno. Il 15 gennaio ha perso la vita in un incidente in moto Federico Codarini, 16 anni. Il 21 gennaio Lorenzo Perelli, 18enne, morto in un infortunio sul lavoro alla Burimec. Ancora cronaca, auto fuori strada sulla Pontebana all'altezza di Basigliano, ferito l'automobilista, soccorso dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, il sinistro è venuto poco dopo le 2 di questa notte. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine con una squadra della sede centrale e del distaccamento di Codroipo sulla strada statale 13 a Basigliano. Arrivati sul luogo dell'impatto, i pompieri hanno immediatamente iniziato ad operare con le cesoie e il divaricatore per estrarre dalle lamiere l'autista della vettura che una volta estricato è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato all'ospedale. L'uomo ha riportato un trauma toracico, diverse ferite agli arti inferiori. Dopo aver soccorso l'uomo, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area del sinistro. Le cause dell'incidente, che non ha coinvolto altre persone, sono al vaglio dei carabinieri. 2 veicoli e un capannone in fiamme. Nella notte ad Azzano Decimo l'allarme è stato scattato alle 23:30 all'interno di un capannone privato dove si trovavano posteggiati una vettura e un furgone. Entrambi i mezzi sono stati coinvolti dal rogo che si è esteso danneggiando anche il deposito. Sul posto vigili del fuoco di Pordenone di San Vito e il tagliamento che hanno domato il rogo non senza difficoltà dopo ore di lavoro. Fortunatamente l'abitazione dei proprietari posta a ridosso della struttura non è rimasta interessata dalle fiamme. Sul posto anche i carabinieri di Pordenone. Una speranza che teniamo viva è che dalla guerra si passi al dialogo diplomatico e che porti a cessare il fuoco. Questo è il messaggio che l'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzucato, ha pronunciato oggi in cattedrale a Udine in occasione della messa di Pasqua. Una speranza che teniamo vivi e che Papa Francesco con chiarezza sta auspicando dall'inizio della guerra è che dalla guerra si passi al dialogo diplomatico che porti a cessare il fuoco, come si dice, e faccia giungere comunque a un compromesso che faccia cessare la guerra. Certo, questo lo speriamo, penso ogni volta che guardiamo il telegiornale. E preghiamo anche. Ce l'hanno chiesto anche i vescovi cattolici ucraini, perché quella supplica alla Madonna è stata chiesta da loro al Papa. Apertura straordinaria per i musei di Udine il giorno di Pasquetta con tanti eventi al Castello e al Museo Etnografico. Assessore, quinta edizione di Musica e Musei. Di fatto la città di Udine si apre a Pasquetta, apre le porte dei propri musei. Sì, abbiamo appena concluso la grande mostra in Casa Cavazzini, però noi vogliamo far conoscere ai nostri concittadini e anche ai turisti che verranno ovviamente in città il ricco patrimonio custodito nelle nostre sedi museali. Lunedì saranno tutti aperti dalle 10 alle 18, non solo si potranno visitare i musei, ma in Castello e al Museo Etnografico ci saranno anche dei momenti di intrattenimento musicale di vario tipo, ci sarà musica più antica, musica contemporanea, ci sarà jazz, ci sarà qualcosa anche di più leggero
e in più vogliamo fare un piccolo regalo ai nostri ospiti dando il biglietto gratuito, quindi si potrà passare una Pasquetta un po' originale, io direi. Si potrà salire sul Colle del Castello, si potrà raggiungere il museo etnografico che si trova in via Graziano, in un bel palazzo, Palazzo Giacomelli, e lì scoprire tante belle cose. Ci sono quadri, ci sono i reperti archeologici, c'è la storia del Risorgimento in Castello, c'è una bella mostra di fotografia al Museo della Fotografia, c'è una bella mostra sui pellegrinaggi religiosi nell'ambito del progetto Interreg Italia-Austria dal titolo Look Up in Palazzo Giacomelli al Museo Etnografico. Si sentirà bella musica e non si spenderà niente. Ecco, questo è quello che... Quindi il mio invito, così con un particolare augurio a tutti gli ascoltatori, è quello di farci visita, apriremo le porte e saremo ben felici di accogliere tutti. Ed ora andiamo a Grado, dove gli alberghi sono sold out per le festività pasquali e per gli operatori turistici i numeri sono di buon auspicio per la prossima stagione estiva. Negli alberghi di Grado è sold out per tutto il periodo delle festività pasquali, un buon auspicio per la stagione turistica che sarà inaugurata ufficialmente il 1° maggio. I numeri che ci stanno arrivando sono numeri di prima fascia, di primo ordine, abbiamo già sold out per quanto riguarda le fasce centrali, insomma stiamo viaggiando col vento in poppa nonostante il periodo. Il bello è che è dimostrazione che anche un'azienda pubblica, se condotta in una certa maniera, può essere un'azienda efficiente. Piccola soddisfazione oggi che i bar della GIT sono aperti in maniera, sono strapieni, mentre magari c'è anche il privato che è ancora chiuso. Allora diciamo che non sempre il binomio pubblico uguale inefficiente è vero e reale. I numeri di quest'anno sono buoni, comunque non dimentichiamo che c'è anche una componente fortuna che è importante, nel senso lo scorso anno nonostante Covid abbiamo avuto un'estate di sole piena, allora il primo augurio da fare in ogni caso è un buon sole a tutti. Il pizzaiolo Massimo Rossetto continua a stupire, la guida peperoncino rosso gli ha attribuito la 2ª stella. I suoi impasti speciali tra menta, ortica e zenzero hanno conquistato la giuria. E 2. Dopo aver ottenuto il titolo di pizzaiolo stellato nel 2021, Massimo Rossetto, 51 anni, nativo delle Forcate di Fontanafredda, ha conquistato la 2ª stella. Il premio gli è stato attribuito dalla guida Peperoncino Rosso. Pizzaiolo dal 2021 al ristorante Forchiti Fontanafredda, è stata premiata la sua creatività. I suoi impasti speciali hanno conquistato la giuria. Pasti comunque fatti a mano con materie prime, ad esempio l'ortica. Ultimamente sto iniziando a fare caffè e menta, caffè e zenzero, sono prodotti che nessuno per il momento fa. E nel 2016 io e la mia compagna abbiamo aperto una pizzeria a Malnisio, che poi abbiamo dovuto chiudere per le restrizioni Covid e ora hanno creduto in me qui al Forchit e sono molto fiero di essere qui e col riconoscimento della 2ª stella che porta ancora più valore aggiunto. Io volevo sempre essere un po' diverso dagli altri, anche quando ho iniziato nell'84 io facevo la pizza non rotonda ma la facevo ovale, avevo il piatto ovale, poi sono arrivati a fare anche quello e io ho iniziato a fare degli impasti alternativi. Conquistare la 3ª stella, Rossetto un pensiero l'ha già fatto. L'obiettivo sarebbe quello e speriamo di arrivarci, nel senso che sarà un po' più duretta, però l'obiettivo è quello, ecco. Al Vinitaly, da poco concluso, ha partecipato anche la sezione di Assoenology del Friuli Venezia Giulia. Ne abbiamo parlato con il nuovo presidente Matteo Lovo. Il Vinitaly della ripartenza ha soddisfatto anche la sezione friulana di Assoenology, presente alla Kermesse veronese con numerosi dei suoi associati. L'ente ha da poco eletto il suo nuovo presidente, il 36enne Matteo Lovo. C'era grande attesa, grande anche incertezza, se non altro perché non si sapeva se ci sarebbero stati o meno importatori dall'estero, quanti clienti avremmo rivisto. Invece appunto è stato un Vinitaly che ha portato molto entusiasmo alle aziende, ai clienti, quindi direi un bilancio molto positivo. Quali sono allora le sfide che attendono il tuo mandato? Come associazione in particolare sicuramente appunto il coinvolgimento dei giovani, formazione, tecnica e tutto ciò che tiene vicino il nostro comparto. La situazione geopolitica internazionale non risparmia il mondo degli enologi. Alle prese, come molti altri comparti,
parti con l'aumento dei costi delle materie prime. Viviamo quotidiani aumenti di listini, le nostre materie prime, il vetro, il tappo, la carta delle etichette, diciamo subiscono aumenti dal 20 al 30%. Siamo noi aziende appunto che poi dobbiamo in qualche modo trovare il sistema di una parte tenerle appunto nel nostro listino, un'altra parte purtroppo girarle al consumatore. L'altro grosso problema è la mancanza totale di materie prime, quindi prezzi folli e assenza di materie prime. Ora gli spettacoli, andiamo al Teatro Palamostre di Udine per il concerto conclusivo degli Amici della Musica. Con il concerto dei Triex, formazione austriaca di musicisti classici che si confrontano con i ruoli di Michael Jackson e Tchaikovsky in uno spettacolo esilarante, al Teatro Palamostre si è chiuso il sipario sulla stagione numero 100 degli Amici della Musica di Udine. Con 2 violini e pianoforte, il Triex di musicisti, tutti vincitori di concorsi internazionali, opera un viaggio attraverso la musica di grandi compositori, presentata in forma leggera e affascinante. La sonata al chiaro di luna di Beethoven combinata con Metallica e Morricone, il volo di Calabrone fuso con il tango di Piazzolla, la giocoleria con gli archi e la musica di Smetana. In modo accattivante e sofisticato, i vari generi musicali del repertorio si incrociano ad elementi comici, mantenendo sempre il più alto livello di performance, che lo collocano in prima linea fra gli ensemble da camera di questo tipo, come dimostrano la vittoria della medaglia d'oro all'Osaka Chamber Music Competition in Giappone e gli oltre 250 spettacoli esibiti in tutto il mondo. La stagione secolare degli Amici della Musica va così in archivio grazie al contributo di Ministero dei Beni ed Attività Culturali, Regione, Comune di Udine e Fondazione Friuli, con collaborazione di ERT, Università di Udine, Società Filologica Friulana, Club per l'UNESCO di Udine e Fondazione Filippo Renati. Siamo allo sport, il calcio, il Pordenone se domani non batte il Benevento sarà già condannato alla retrocessione. Dunque test importante per la squadra di mister Tedino, ascoltiamolo. Ognuno di noi ha bisogno di portare delle motivazioni. Io a fare più punti, faccio un esempio, Butic che deve fare un paio di gol, dei ragazzi che hanno giocato di meno trovare lo spazio necessario. Tutti noi dobbiamo avere un obiettivo, una motivazione. Abbiamo sempre dimostrato, quasi sempre dimostrato, di avere comunque la testa sulle spalle, facendo molti errori, però avendo almeno la dignità di restare in piedi ad ogni difficoltà. Al 90% le prestazioni ci sono sempre state, però non è bastato, quindi vuol dire che qualcuno di noi, a partire da me, ha tralasciato qualche particolare, qualche dettaglio e non siamo riusciti a compiere un'impresa che comunque sulle prestazioni sembrava possibile. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta questa sera alle 19. Grazie per l'attenzione e ancora buona Pasqua dalla redazione di Telefriuli. Arrivederci.